era un combustibile dei rifiuti. I cementifici, come ho detto prima, oggi producono tutto un insieme di codici CER che sono molto più pericolosi. Esiste uno studio indipendente fatto dal Politecnico di Torino su una tesi di laurea che io ho seguito personalmente, che dimostra che l'impatto dell'utilizzo del CDR-Q nel cementificio di Rovilande ha migliorato del 7% la qualità emissiva rispetto a prima. Ma scendiamo i problemi. Il cementificio non è una bella cosa, ok? Però dove c'è l'utilizzo di CDR permette di migliorare e in più si evita di costruire impianti che avranno problemi. Sul pagare il CDR, è vero, oggi la Buzzi paga 5 euro a tonnellata il CDR, ma tenete presente che questo non è un numero fine a se stesso, perché il ciclo di produzione di CDR ha sua volta dei costi. Resta il fatto che costruire un impianto dedicato dei costi ben superiori, e questo è documentato decine di studi, sono univoci, e che comunque nel momento che voi avete costruito un impianto da 60.000 tonnellate, poi vedremo come è calcolato, a condizione che chi propone questi impianti pretende è l'uoto per più. Cioè, se me ne dai 60.000 tot, se me ne dai 40.000 paghi comunque tot, se me ne dai 20.000 paghi comunque tot. Questa è la garanzia che ad esempio è stata pretesa da chi costruisce l'impianto a Torino. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la regione Valle d'Aosta si ipoteca al futuro, perché come abbiamo visto partiamo con un impianto che oggi è dimensionato del 50% in più rispetto al rispetto della legge. Ma perché questo sovradimensionamento? Io lo dico, non assumo la responsabilità, per garantire una taglia minima impiantistica che permetta di stare in determinati costi. È di tutta evidenza che se io costruisco un impianto, poi devo alimentarlo. Su questo ho pochi dubbi. No, la scelta che la Valle d'Aosta avrebbe potuto fare era quella di dire io mi evito un impianto ad alto impatto e mi tengo aperta una politica virtuosa da far progredire nei prossimi 20 anni. Io addirittura mi spinsi a dire addirittura fino a puntare ad anche evitare di mandare fuori valle. Tenete presente che il combustibile da rifiuti è sì classificato il rifiuto in Italia, ma non è così in tutto il resto d'Europa. E tenete presente che quelli che voi chiamano sottoprodotti sono invece rifiuti classificati a codici CER, le scorie di combustione e le scorie di pulizia dei filtri sono dei rifiuti e tendenzialmente pericolosi. Quindi la regione Valle d'Aosta ha fatto la scelta di non mandare fuori le CDR, ma di mandare fuori la regione dei rifiuti pericolosi. Questa è la realtà. Ed è di tutta evidenza che questa scelta è abbastanza inspiegabile dal mio punto di vista, l'ho sempre detto. Sì, un secondo solo perché il signor Pizzi è un po' che aspetta, quindi allora andiamo alla parola a noi. Ma io sono abbastanza esterrefatto da queste affermazioni perché per quanto mi risulta credo la terza commissione abbia fatto un'indagine presso i cementifici e i termovalorizzatori che oggi usano CDR nel Nord Italia, nessuno paga il CDR, ha detto come e soprattutto nessuno lo ritira. Adesso detto questo potremmo fare una verifica che abbiamo fatto l'altro giorno con un voto su questo signore che lo Stato ha chiesto, io ho la mail di Galanzino che è il direttore, cioè il presidente della società Sorge di Santiago, ha detto che lui non è mai venuto in Valle d'Aosta per poi ritirare compost. Eravamo in due, con 4 orecchi, io ne ho solo uno. Io se vuoi ti faccio della mia, cioè qui non parlando di cose, effettivamente abbiamo di cose note, conosciute, scritte, perché sennò si può dire qualsiasi cosa. Allora, possiamo telefonare di nuovo, io so che il Comune ha telefonato la settimana scorsa al cementificio di Buzzi, ha detto che loro, uno, non possono ritirare il CDR che viene da fuori in provincia, due, sicuramente non lo pagherebbero. Quindi, poi, come dicevi tu prima, bisognerebbe cominciare ad avere dei dati comuni su cui discutere per poter arrivare a delle conclusioni. No, ma c'è la signora che mi ha chiesto cosa è cazzo, se no poi dopo non rispondiamo. No, beh, adesso no. Il sovradimensionamento, scusa Bertolino, ma se tu sei già a quartiere di dimensione di gara del diversificatore
dimensionamento è quello, come tutti i bandi, che viene messo a base di gara. Il dimensionamento corretto è oggetto di valutazione e di punteggio, quindi la Commissione farà tutte queste analisi per capire se questi qui stanno realizzando una Ferrari su un'autostrada dei limiti 100 km/h o se stanno facendo un impianto che è dimensionato alla realtà della Valle d'Aosta, come peraltro tutti gli altri parametri sono oggetto di gara. Cioè in questo momento io, anche che sono GUP, non vado oltre perché non posso, diciamo, dare altre informazioni che sono ovviamente riservate in una fase in cui i concorrenti devono ancora presentare le offerte, però ripeto, quel dimensionamento, dire che quella è la dimensione posta a base di gara, in cui c'è scritto benissimo che devo tenere conto di quello che dicevi tu, sono d'accordo, è chiaro che se loro facessero un sovradimensionamento di cui si sta parlando, la prima cosa che la Commissione rileverebbe è che l'offerta non va bene. Però questo è un lavoro, scusate, che va fatto all'interno di una procedura di gara in cui noi non possiamo scrivere 25. Dobbiamo scrivere un range dove più concorrenti possono elaborare delle proposte e farci capire se hanno fatto gli studi in modo idoneo, quindi si sono preoccupati di capire tutto quello che stanno dicendo noi, o se hanno portato un'offerta tecnica. Ti posso fare una considerazione, che prima di mettere fuori il bando di gara, io volevo chiudere la porta e non rispondere al telefono al numero di soggetti che venivano a proporre gli impianti più improbabili di questo mondo. Da quando c'è fuori il bando di gara non c'è più nessuno, perché i minantatori vengono quando le cose sono chiare. Da quando c'è il bando di gara, tantissimi soggetti che avevano selezionato le cose non si sono fatti vedere. Questa è una constatazione. Sì, a caso, scusate, c'è un signore che sta aspettando la partita, poi dopo l'abbiamo a Ma io sposto un attimo l'attenzione dai temi ambientali per parlare di dati certi, no? Dai quali sembrerebbe essere partita l'amministrazione regionale, e cioè i famosi 225 milioni di euro per costruzione e gestione del servizio per 20 anni. Immaginandosi anche il costo del frammentato pezzi di questo servizio. Tra l'altro mi stupisce un po' un'affermazione fatta quando si dice che si mette a base di gara un importo molto superiore per garantirsi la partecipazione. Io credo che se un'amministrazione decide di fare una patinoire ha idea di mandarci dentro 50 persone, 5.000 o 100.000. Se decide di andare dentro 15.000 persone, fa un bando per 15.000 persone sulla patinoire. Però non voglio entrare in dettagli tecnici. Rimango da buon cittadino a chiedermi una cosa, ed è questa: se io decido di mettermi tanto per stare sulla patinoire i pattini e i piedi, so che rischio molto di più che a camminare con le scarpe di cuoio per strada, però so che mi diverto molto di più, o penso di divertirmi molto di più. Allora io sono una persona che pensa anche che ci siano delle cose che valgono del rischio e altre no. Ognuno ha le sue. Rispetto a rifiuti solidi e al loro trattamento, io credo che si possa, faccio un po' un ragionamento per assurdo, anche dire, beh, io sono disposto a rischiare un impianto poco collaudato, poco usato, perché così non avrò quel mega mucchio di immondizie che puzza ogni volta che prendo l'autostrada. Però voglio anche sapere quanto mi costa in più o in meno rispetto all'attuale costo del servizio, che io come cittadino pago. Faccio un brevissimo inciso. Questa politica ha un grosso pregio, secondo me, quello di mettere tutti i cittadini della valle sotto la stessa lente, sullo stesso piano. Cioè pagheremo tutti più o meno nello stesso modo, perché in questi anni i cittadini di Aosta da 10 anni subiscono la differenziata con vantaggi e svantaggi, pagano una tariffa anche alcune volte 10 volte superiore a quella che era pagata in gran parte dei comuni, che pian piano si sono adeguati e hanno istituito il servizio di differenziata, facendo cose ottime, e
sono arrivati anche loro al 50, 40, partendo dallo 0%. Questa politica perlomeno metterà tutti sullo stesso piano. Io vi faccio una domanda, ma e su questo, sulla base del costo certo di 225 milioni a base d'asta, l'amministrazione regionale si sarà chiesta quanto poi costava all'utente quel servizio. Perché poi sarà anche vero che qualcuno lo offrirà non a 225 milioni, ma a 210, a 180, ma la base d'asta è quanto la regione vuole garantire per quel tipo di impianto che io condivido per niente, ma che è un impianto che è stato messo a base d'asta. Quanto costerà in più a Davide Biona la raccolta e la distruzione del rifiuto che produce? Costerà di più o di meno? O perlomeno quanto costerà a un cittadino della Valle d'Aosta quel tipo di operazione che oggi sappiamo ha un costo certo di 225 milioni diviso per gli abitanti della valle? Vorrei capire questo. Chi risponde? Sintetizzando, credo la tua domanda fosse soprattutto quella della tariffa, no? Allora, a base di, sempre del bando, io appunto dico, faccio il tecnico che prende i documenti ufficiali. Nel studio di fattibilità del capitolato sono indicate due tariffe. Una sono 145 euro per la carta per il trattamento, questa è sempre la base d'asta, no? E l'altra sono 57 euro per la gestione della raccolta differenziata. Queste sono le due tariffe che l'offerente dovrà valutare e proporre di base. Rispetto però alla tariffa che tu paghi ad Aosta o che noi paghiamo negli altri comuni, questa è solo una parte. Cioè oggi quella tariffa che tu paghi ad Aosta in realtà rappresenta al 90% il costo di gestione del servizio di raccolta e trasporto che fa il comune. E per una piccola quota, perché fino ad oggi, come è stato detto in altre occasioni, la Regione non ha mai fatto pagare gli investimenti ai cittadini. Quindi viene fatto pagare solo il costo di gestione depurato dagli introiti della vendita dei materiali ai consorzi. Quindi quello che rimane viene ribaltato sulle comunità montane e il comune di Aosta e poi va in tariffa. Quindi se volessimo fare un confronto di quanto pago oggi e quanto pago domani, bisognerebbe cominciare a ragionare. L'investimento lo mettiamo, ci sarà o non ci sarà in tariffa, perché è chiaro che se prima non c'era e oggi c'è già una differenza. Su quanto riguarda invece la parte di gestione, questo te lo posso dire, sono gli studi che sono stati fatti evidentemente per capire quali erano i costi, tra l'altro lo studio economico del bando è stato fatto dall'unità tecnica per la finanza del progetto, che è un organismo del CIPE che ha preso tutti i dati che vengono fuori dalla sua fattività e ha fatto uno studio economico-finanziario. Quindi i dati ci sono, i costi di gestione sono, io direi uguali, perché in realtà vengono fuori 3 euro di meno rispetto a quelli di oggi. E il costo è quello che la grossa incognita anche per il servizio idrico, credo che lo sappiamo tutti, è questa norma che prevede che da prossimo futuro i cittadini devono pagare anche gli investimenti. Questo è un problema generale della normativa che sarà sicuramente non per qualsiasi tipo di impianto. Attualmente non paghiamo. Non viene pagato, non è stato pagato, cioè quando c'è stata la carica. Senza il costo di investimento. Non sta là. Cioè, sì. Oggi a un cittadino normale che chiede, spenderò di più, spenderò di meno. Il cittadino normale dovreste cominciare a capire dalla Ressonera d'Aosta se l'appalto è appena stato fatto, sono i prezzi di 4 anni fa o 5 anni fa, per fare il confronto. Infatti è stato fatto, questo studio è stato fatto, è stato aggiornati con diciamo, i valori Istat, tutti gli appalti, è stato valutato qual era l'impatto. Però oggi sono molto differenti le tariffe, come dicevi tu, per i cittadini. Posso formularlo in maniera complessa? Scusa, però se no va bene, interessante quello che viene, no, va bene, ma l'importante è che tu parli con il microfono, se no andiamo più avanti se tutti sono d'accordo in questo tipo di... No, è certo che ci sono tante componenti nella tariffa che paghiamo, però voglio dire,
pane al pane, cioè questo impianto, questa soluzione porterà dei vantaggi economici o degli aggravi di spesa, indipendentemente dal fatto che oggi nella tariffa non paghiamo gli investimenti e domani potremo pagare. Ad oggi, non pagando quell'importo, cioè senza quell'onere aggiuntivo, Davide Viola spende di più o spende di meno? Perché io credo che poi vanno bene tutti i ragionamenti, ma vi dico di nuovo, io posso scegliere di viaggiare con la bicicletta in autostrada e rischio di farmi ammazzare. Faccio meno chilometri, vado più veloce, l'asfalto è più bello che non so. Però, capite, io credo che sia anche quella una componente. Io ho un po' il timore di finire mazziato e cornuto, cioè in più anche spendere di più. Però magari non è così, magari studi dicono che guardate, con quell'impianto lì spendete, anziché 300-400 euro che si paga attualmente al servizio, ne spendete 100. Va bene, gli altri 300 li uso per andarmi a curare la tosse, il cane. Se togliamo l'investimento costa meno la gestione. Poi se il comune di Aosta vuol dire, io ho constatato i pentini, loro ci dicevano quanto costa la tariffa, dipende, se vengo a casa tua e tirati di più sotto lavandino ti chiedo 100, se te lo ritiro davanti a casa ti chiedo 90, se tu me lo porti al centro della cosa te ne chiedo 50, dipende dal livello di servizio che il cittadino chiede, questo è evidente, quindi dovremmo parlare anche di tipologia di servizio porta a porta, oppure giustamente qualcuno faceva presente dei cassonetti intorno, comunque di quei cassonetti che sono, ragazzi, 5.000 euro, secondo me sono di più, però sì, servono quegli investimenti che vanno fatti nell'obiettivo che le politiche sono queste, rimangono queste, la cosa differenziata rimane un principio almeno fino al 2020 scritto nella direttiva europea. Dopo il 2020 a livello di Unione Europea se cambieranno di nuovo questi obiettivi non lo sappiamo, non so chi lo sa, però penso che giustamente qui prego, te lo sta dando. Io sarei disposto a pagare di più se non bruciate. Se non bruciare vuol dire che non facciamo neanche il CDR, lo possiamo formare che dopo ci va un altro, vuol dire non bruciamo le nostre. Sì, questo signore ha chiesto di parlare, però siccome che dire c'è un confronto, diamo ancora un attimo la parola alla persona di prima, poi lei mi consente, prendiamo la parola a lei. Allora, io chiedo una gestione dei rifiuti virtuosa, nel senso che dobbiamo cercare innanzitutto di ridurli e dobbiamo cercare di fare in modo che i rifiuti non inquinino. Quindi recuperiamo il massimo della materia, facciamo la raccolta dell'umido che non viene fatta e cerchiamo di ridurli sempre di più in modo da non doverli neppure portare fuori dalla Valle d'Aosta. Io sono convinto che la chiusura del ciclo, la vera chiusura del ciclo in Valle d'Aosta passa attraverso l'opzione rifiuti zero e non bruciando qui, che comunque non è chiudere il ciclo, perché voi portate fuori le ceneri e la roba che buttate in atmosfera non resta in Valle d'Aosta, se ne va anche in altre parti d'Italia. Allora, Sì, no, scusa, allora c'è il signore qui che ha chiesto la parola, il quale dice... banalmente non si può comunque paragonare uno scenario in cui si bruciano 25-26 mila tonnellate di rifiuti con uno scenario in cui si porta fuori valle 10.000 tonnellate di rifiuti massimo, perché a valle che un trattamento del carico biologico, il CDR che esce sono al massimo 10.000 tonnellate, quindi capite anche voi che l'ordine di grandezza non è paragonabile, e non bruciare che vuol dire non bruciare, quindi avere davanti una prospettiva che mi consenta di non bruciare. Io condivido perché bruciare
cominciare sempre una tendenza. Scusi, c'era questo signore qui, poi parla lei. Sì, prego. Buonasera. Senta, serata che doveva permettere il confronto dei due scenari, delle due possibili soluzioni. Adesso qui ci siamo concentrati solo sull'aspetto piero-gassificatore. Il confronto anche dal punto di vista delle conseguenze, sia ambientali che economiche, dovrebbe essere fatto tra le due soluzioni. Allora vorrei capire quanto costerebbe invece l'altra soluzione e che tipo di impatto avrebbe sull'ambiente una soluzione rispetto all'altra, perché sennò non risolviamo quello che era lo spirito della serata. E poi alcuni punti fermi mi piacerebbe avere alla fine. Per esempio, se ho capito bene, comunque in qualsiasi ipotesi non si chiude mai il ciclo della nostra regione, una parte sempre portata all'esterno. Sì, ancora facciamo sì. Un attimo, questo signore chiaramente ha fatto una domanda alla quale bisogna rispondere. E siccome c'è anche un'altra persona che ha alzato la mano, proviamo a vedere se anche con le cose che questa signora dice riusciamo a dare una risposta unica. Abbiamo scelto, un secondo solo, abbiamo scelto la strada all'inizio di dare risposta domanda per domanda, proviamo a vedere un attimo, facciamo fare anche a lei una domanda, poi vediamo se qualcuno risponde. Prego. Salve, io un po' mi rifaccio a quello che il signore diceva. Bertolino diceva che non si possono comparare i due scenari perché in un caso dei 25.000 tonnellate di rifiuti, 10.000 vengono portate come GDR fuori dalla Valle d'Aosta e il resto? E il resto delle 23.000 dopo il trattamento meccanico biologico dove vanno a finire? Questo Bertolino, risponde lei a tutte e due le domande o qualcuno vuole rispondere a una delle due? Allora, chi comincia? Comincia Rosso? Comincia Rosso. Comincio io, tanto che Bertolino trova i pezzi. Allora, una cosa che noi riteniamo un punto forte del nostro scenario è che il nostro scenario prevede un'evoluzione, cioè che non è statico, non è che noi porteremo fuori per 20 anni il CDR ai cementifici, che condividiamo non sia una bella cosa. Però abbiamo visto che ci sono delle motivazioni a portare fuori. E se noi facciamo tutte le azioni che ho elencato nella mia premessa, e anzi magari possiamo pensare anche di fare qualcosa di meglio, come per esempio hanno già fatto diversi paesi del nord Italia, cioè a me sembra che solo il consorzio piemontese vicino a noi ha iniziato a novembre a fare una raccolta differenziata un po' più evoluta e già oggi è arrivata al 60%. E noi siamo ben lontani da questo livello. Comunque, se noi ci veniamo in testa di rispettare la legge, di fare anche di meglio, anche considerato il fatto che non viviamo nella pianura padana, viviamo in Val d'Aosta, quindi siamo piccoli e abbiamo anche una produzione di rifiuti piccola e intendiamo anche magari puntare a uno sviluppo basato più sull'ambiente che non sull'industria. Quindi se noi puntiamo a fare una roba veramente virtuosa, di ridurre molti rifiuti, c'è la possibilità, e poi magari Bertolino lo illustra meglio di me, di arrivare entro 10 anni a non portare fuori neanche nei cementifici, perché diventa così bassa la quantità da conferire ai cementifici che diventa paragonabile a quello che il biogassificatore, se non inferiore, conferirebbe alla discarica. Però adesso questa sera noi stiamo parlando dei numeri e la regione ne dà altri. In realtà il problema è quello che noi dicevamo all'inizio, cioè se non si fa uno studio con dei numeri alla mano, poi bisogna dire di tutto, cioè, può essere gente che dice cosa stai dicendo e io dico la stessa cosa degli altri. Cioè finché non ci siano dei dati certi su cui dire le cose, cioè sono due tifoserie che si scontrano e siamo di qua e non si fa niente di più. Adesso magari Bertolino dice due cose su. Facciamo parlare un attimo Bertolino, poi qualcuno risponde? Sì, prego. Secondo che devo trovare. Un attimo, allora intanto... io volevo solo chiedere una cosa, vorrei capire bene perché anch'io ho ricevuto la presentazione di Bertolino riguardo allo scenario del TMB e mi sembra di capire, è stata ripresa questa sera, che è prevista un'evoluzione
un'operazione, lo diceva Roscio, secondo la quale a un certo punto il CDR prodotto si riduce a zero, giusto? Ma ecco, io vorrei capire come funziona, cioè come è possibile questo, perché in realtà dalla presentazione che avevo ricevuto, cioè a parte una serie di numeri, non c'erano altre spiegazioni, insomma. Sì, beh, allora cominciamo a partire dai dati di oggi. Il scenario che ho teorizzato prevedeva 25.800 tonnellate di ingresso, quindi sì, se vuole la appiccico su, se mi date un cavetto io lo proietto. Sì, ma credo sia questo. Sperando che qualcosa sia. Chissà se si sente. Però adesso non ho più l'idea, scusate, 5. Chiudono i treppiedi tanto. Ok. Allora, questa era l'ipotesi che noi abbiamo presentato, cioè l'ingresso al sistema. Noi avremo 25.755 tonnellate. Questo è il numero che prevede il raggiungimento del 65%. In una vagliatura con un vaglio da 80, quindi è stato calcolato su un vaglio da 80, che è lo schema tipico del trattamento meccanico biologico, si hanno 13.407 tonnellate di frazione secca, per capirci quella che passa sotto il vaglio, e si hanno 500 tonnellate di frazione umida, quella che passa sotto, ok? Quindi se io vado a utilizzare un biodigestore anaerobico, ok, che è in sostanza Max, per chi ha visto il film,